al mattino di oggi hanno manifestato gli operatori ecologici in servizio all'azienda SEA Servizi Ecologici Ambientali di Agrigento. Rivendicano il pagamento di 4 mensilità arretrate e sono sostenuti dalla CGIL. Nel corso della protesta innanzi al municipio un lavoratore verosimilmente preda di stress e di agitazione è svenuto. È stato subito soccorso da un medico e dai carabinieri. Innanzi al comune è stato presente anche il sindacalista della CGIL Maurizio Iacono. Gli operatori ecologici non sono stati pagati dalla SEA perché il comune di Aragona a sua volta non ha ancora versato alla SEA le somme contrattualizzate. Noi siamo la CGIL, la funzione pubblica della CGIL, e abbiamo organizzato lo sciopero del giorno di venerdì scorso secondo i canoni della legge nazionale sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali. Però purtroppo lo sconforto per il lavoratore di non aver ricevuto una risposta, un'azione di lotta, perché lo sciopero è l'estrema azione che possiamo fare noi sindacati per ottenere le rivendicazioni che abbiamo, ma la rivendicazione primaria è quella di avere lo stipendio, in questo caso a metà mese, ogni mese, per poter fare fronte alle esigenze primarie delle famiglie. Quindi questo è purtroppo che non si riesce a dare una risposta definitiva, per cui i lavoratori hanno incrociato le braccia anche sabato e ad oggi. E sono 3 mesi, però non c'è la certezza neanche di avere lo stipendio dopo 3 mesi, quindi è assurdo. Tra l'altro si procede ad acconti e poi non si arriva. Per esempio a dicembre hanno ricevuto un acconto di 600 euro e hanno la maggior parte dello stipendio da prendere, quindi parliamo di dicembre, anche se hanno pagato gennaio, però poi febbraio, marzo e aprile sono già stipendi, molti stipendi, insostenibili da parte dei lavoratori. A quanto pare c'è una crisi finanziaria di cassa del comune, noi organizziamo oppure dipendenti delle pubbliche amministrazioni e diciamo che è un caso insieme a Favara, diciamo, sono i casi limiti che poi negli altri comuni si riesce ad avere pagato un servizio essenziale come quello dell'igiene ambientale, per cui diciamo, il comune dovrebbe, dopo aver pagato gli stipendi dei propri dipendenti, dovrebbe pensare a un servizio essenziale anche per prevenire situazioni, diciamo, di problemi di salute della cittadinanza. Questa è una situazione molto, molto grave e loro forse non lo capiscono. In una famiglia non si può stare più di un mese senza stipendio. Siamo arrivati a 4 mesi noi e l'impresa circa 7 mesi, non sappiamo di preciso. Quindi o si danno una mossa a pagare o noi continuiamo ad oltranza. Il sindaco non ha mantenuto la promessa con il prefetto, che aveva detto che a fine mese pagava una mensilità. È stato bugiardo, non ha pagato la mensilità, noi non possiamo prendere neanche il caffè per venire a lavorare e noi ci fermiamo e non andiamo a lavorare finché non ci danno lo stipendio. Si è creato un circolo vizioso tra comune e azienda, dove poi alla fine chi piange siamo solo noi operatori ecologici. Io dico, se ci sono problemi tra di loro, intanto a noi devono garantire lo stipendio, poi se loro hanno problemi se li risolvono tra di loro, cioè non possono distruggere la nostra tranquillità. Ci hanno distrutto la tranquillità delle nostre famiglie. Non si può vivere con questi tempi che corrono con uno stipendio ogni 2 o 3 mesi.